Buongiorno in diretta con Focus TG, tutte le notizie dalle nostre province con i collegamenti in diretta. Andiamo subito a Sant'Orso da Vanessa Banzato e dall'operatore Andrea Benetti, perché continua l'assalto dei ladri alle nostre province, a tutto il territorio, e stanno aumentando i controlli di vicinato e tutte le iniziative dei cittadini per cercare di arginare questo assedio. A te, Vanessa. Buongiorno a te direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, è ormai all'ordine del giorno nei nostri telegiornali raccontare di questi assalti ad abitazioni, ad appartamenti, a ville. Insomma, la gente è davvero esasperata e, come hai accennato tu poco fa, si parla anche tantissimo, soprattutto partendo dai comuni stessi che si stanno attivando anche in sinergia con la prefettura in questi controlli di vicinato. Con me Giorgio Lotto, che è il coordinatore della provincia di Vicenza dei controlli del vicinato. Giorgio Lotto, lei ha tenuto a precisare che c'è una differenza di proposizione semplice e articolata che però davvero fa la differenza nel vero senso del termine. Vogliamo capire innanzitutto cos'è il controllo del vicinato e perché è nata l'esigenza di costituire questo ente. Il controllo del vicinato è un'esperienza di sicurezza partecipata che ha al centro la solidarietà tra i cittadini, tra le persone, tra i vicini che vivono nelle nostre zone, nei nostri quartieri. Partecipata nel senso che c'è un dialogo costante con le forze dell'ordine e con le pubbliche amministrazioni, ma partecipata anche perché è molto forte il rapporto che si richiede tra le persone che vivono vicine, perché la questione centrale è che i vicini devono essere vicini molto banalmente, no? Devono essere persone con cui si dialoga, persone che rappresentano una motivazione per noi. Ricucire il dialogo sociale all'interno delle nostre vie è uno degli obiettivi, anzi forse l'obiettivo cardine dell'attività del controllo del vicinato. Naturalmente, come dicevo, al centro c'è l'attenzione per la sicurezza, quindi sicuramente furti, ma la sicurezza sono molte altre cose naturalmente. Noi viviamo in zone in cui il 40% circa delle famiglie sono unipersonali. Molte di queste persone che vivono da sole sono anche anziane, sono in difficoltà. Di fronte ai rischi determinati non solo dai furti, ma da molte altre situazioni imbarazzanti che conosciamo e che ci mettono in difficoltà, queste persone sono ancora più in difficoltà degli altri. Un rapporto dinamico, un rapporto cordiale con chi ci abita vicino può essere determinante per la qualità della vita di tutti, penso. Anche perché i fenomeni dei furti in abitazione, ma mi collego anche ai fenomeni delle varie truffe ai danni di anziani, con questa gente che si spaccia per carabinieri, per assistenti sociali e quant'altro, e poi li deruba completamente di tutto quello che trovano in casa. Cresce la paura, ed è la paura quella che davvero sta distruggendo la società. La paura è uno dei grossi mali di questo nostro periodo. La paura fa sì che le persone si chiudano, non si riesce a voler bene quando si ha paura. Conseguentemente anche il dialogo con queste persone diventa a volte difficile. Per questo è anche, non è così facile mettere in piedi un gruppo di controllo del vicinato. Ci vuole del tempo, ci vuole buona volontà, un po' di tempo e disponibilità all'altro. Chi ha paura, anche dal punto di vista di un'azione terapeutica, normalmente non riesce a progredire ed è una questione che dobbiamo superare. Dobbiamo lavorare per, non contro. Il lavorare contro vuol dire coltivare la paura. Come si può accedere ai tanti gruppi che siete riusciti a mettere insieme proprio per cercare di arginare anche i fenomeni dei furti in abitazione?
Se non si conoscono alcuni referenti dei gruppi, si può tranquillamente riferirsi ai comuni, alle amministrazioni comunali, alle segreterie dei sindaci. Loro hanno tutti i nostri indirizzi e anche ci si può riferire ai carabinieri, alle forze dell'ordine ovviamente, e saremo noi ad avvicinare poi queste persone per cercare di costruire insieme, ovviamente sempre insieme, la realtà che meglio risponde al tipo di esigenza di quel territorio. Perché strettissimo, vogliamo ricordarlo, è il rapporto che voi avete con le singole amministrazioni comunali e con le forze dell'ordine. Non potrebbe essere diversamente. Il compito dei cittadini all'interno dei gruppi di controllo e di vicinato è quello di segnalare, non certo di fare gli eroi, non certo di contrapporsi alla microcriminalità in modo diretto. Bene, direttore, hai sentito insomma un appello forte che viene lanciato per garantire la sicurezza delle persone, a segnalare sempre episodi, ma anche, si diceva, episodi sospetti, un'auto sospetta, persone che non si conoscono, come si è sempre detto, segnalarle alle forze dell'ordine e poi cercare di ricreare questa rete tra cittadini, residenti, vicini di casa, che forse davvero può essere uno degli escamotage migliori per arginare il fenomeno dei furti in abitazione. Da Sant'Orso per il momento è tutto, ti ricevo la linea. Grazie a Vanessa Banzato e Andrea Benetti per la parte tecnica. Van benissimo i controlli di vicinato, ci sono le ronde, ci sono le segnalazioni, la collaborazione con le forze dell'ordine, però servono più uomini e più mezzi ai carabinieri e alla polizia, e poi la certezza della pena. Questi sono delinquenti che 2 giorni dopo il furto commesso nell'abitazione vengono rimessi in libertà, e quindi si spiega poi perché si tratta di un assedio. Tornano disinvoltamente a colpire le abitazioni in particolare, ma non solo. Vediamo, tanto per restare in tema, l'ultimo furto in ordine di tempo, anzi si tratta di un assalto in una villa a Fossò in provincia di Venezia. Hanno sventrato la cassaforte e sono fuggiti dai campi con un bottino di 100.000 euro, un colpo che è stato messo a segno in 25 minuti. E facciamo una carrellata sugli ultimi furti, e quello alla Moncia a Treviso, lungo la Nualese, che è stato un doppio assalto. Vediamo. Hanno sfondato la porta, poi sono venuti di qua, hanno preso il cassetto, che non questa, per fortuna, che è nuova, appena comprata, e hanno preso il cassetto e purtroppo c'era 100 euro. Perché dovevo dargli quello del latte la mattina prestissimo, quindi non ci sono. Va bene, hanno portato via quello, e poi qui avevo una vetrina. Non ho capito perché l'hanno rotta anche quella a massate. A raccontare l'ennesimo colpo ai danni di un'attività commerciale della marca è Luciana Casellato, da 65 anni, dietro il bancone del panificio alla Moncia sulla Noalese. Neanche 24 ore dopo il furto all'omonima trattoria, i ladri sono tornati. In tanti anni mai vista una cosa del genere, racconta la signora Luciana. Adesso sono più distruttivi, più arrabbiati, non ho capito, vanno solo in cerca di soldi, naturalmente, perché potevano prendersi una focaccia, 2 focacce o qualcosa. Lei gliel'avrebbe anche data volentieri, basta che non le facessero i danni. Che se mi mettono un cartello, mi dai 50 euro, altrimenti io glieli do, basta. Perché i danni sono tanto maggiori di quello che prendono. Timore e rabbia tra la gente che frequenta questa zona. Purtroppo è una brutta realtà che stiamo vivendo, e sto dicendo, visto che circa 15-20 giorni fa sono entrati in casa di mio figlio con lui in casa, abita a Porta San Tommaso, alle 17:30 di sabato pomeriggio, le lascio immaginare. Questo è un mese tremendo per tutti quanti, per le attività e per i singoli privati. Ci vogliono le leggi e farle rispettare soprattutto. È così. Bisognerebbe che ci fosse più sorveglianza, ma anche quello è difficile, insomma. Bisogna stare molto attenti, bisogna cercare di attuare una serie di cautele per proteggersi, per potersi, diciamo, difendere
Ormai, appunto, come diceva la signora prima, non c'è più il furto per necessità, ma ci sono anche bande criminali organizzate. C'è rabbia, ma anche abitudine. Penso che un'abitudine che ormai in Italia ce l'hanno tutti, no? Perché, dal mio punto di vista penso che difendere ciò che è tuo non è un crimine. E le cose devono cambiare, no? Devono cambiare perché non puoi aspettarti un ladro e a proporgli anche un caffè in casa. Oggi regia Italo Morau e Tony Paul. Andiamo avanti con i furti a Calmaggiore, proprio nel cuore di Treviso. Sono stati rubati abiti da Max Mara e anche borse di lusso da Pinco. Vediamo. Aspetto elegante, accento straniero. Sono entrati nel negozio e si sono fatti mostrare lussuosi capi d'abbigliamento femminile per, hanno detto, acquistare dei regali. Peccato che quegli abiti non sono stati acquistati, ma rubati con grande abilità. Anche brand di lusso ed il centralissimo Calmaggiore finiscono nel mirino dei ladri in questi mesi davvero roventi sul fronte dei furti, che vedono una serie infinita di razzie in abitazioni ed attività commerciali. In questo caso il furto è stato messo a segno nel punto vendita di Max Mara, con vetrine ad angolo tra Calmaggiore e Galleria della Strada Romana. I due, fingendosi acquirenti, si sono fatti mostrare diversi capi, distraendo le commesse, entrando ed uscendo dal negozio. Alla fine hanno fatto sparire una giacca, un abito da sera ed un gilet per un valore di circa 2.000 euro. Uno dei due è stato poi riconosciuto da una commessa come un cliente passato della boutique ed anche in quell'occasione erano stati notati ammanchi. Sul furto indaga la polizia. Del resto, furti nei negozi della via dello shopping di Treviso non sono una novità. La scorsa settimana anche nel vicino punto vendita di Pinco erano state rubate 2 costose borse, ma furti dai profumi all'intimo si registrano di continuo, ad opera di borseggiatori nei negozi più amati dai giovani, come nei tempi del lusso, dove solitamente ad agire sono invece bande di professionisti. A fine agosto alla boutique Lenoir in Piazza Indipendenza era stata rubata una costosissima borsa di Gucci. A fine settembre da Deluxe Bags in via Santa Margherita sono state sottratte 65 borse firmate lasciate in conto vendita dalle clienti. Andiamo a San Polo di Piave fino anche a Castelfranco e abbiamo detto spesso che sono anche i politici sono stati razziati, la famiglia di Gio Formaggio, Claudio Beltramello, la vice sindaca di Vittorio Veneto e l'ultimo furto a casa dei politici è quello nell'abitazione di Maria Gomierato, che è stata sindaca di Castelfranco. Sentiamo Daniela Sizia. Hanno fatto irruzione nella casa di Maria Gomierato, ex sindaco di Castelfranco. Hanno provato a forzare la cassaforte, ma l'allarme li ha costretti ad accelerare il colpo. Sono riusciti comunque a trovare e portare via gioielli e preziosi di famiglia. È uno dei tanti, troppi furti messi a segno nelle abitazioni della Marca. Fra l'altro, sempre nella città del Giorgione, i ladri avevano provato ad entrare nell'abitazione dell'attuale vice sindaco Marica Galante, provocando danni alla recinzione, ma venendo messi in fuga dal sistema di allarme. In questo caso i ladri sono stati presi. C'è stato un inseguimento anche un po', come si dice, da Far West per certi aspetti, che ha visto i ladri andare dentro il fosso con la macchina e conseguentemente essere arrestati. Chi delinque deve pagare, dice Marcon. Bisogna che in qualche modo, quando li prendono, vadano in galera e se sono italiani scontino la pena qui in Italia, se non sono italiani che vadano a scontarla nel loro paese d'origine. Questo è secondo me dove bisognerebbe agire con più efficacia e quel che in questo momento manca. Aziende e abitazioni, la gente ha paura, sale la percezione di insicurezza. A San Polo ancora lo shock per l'assalto alla pirotecnica Papa. Il sindaco è chiaro, la giustizia deve agire. È stato fatto già un primo passaggio con un'apertura verso la legittima difesa, ecco, bisogna continuare. Purtroppo queste persone che in questo periodo dell'anno soprattutto continuano a delinquere nei nostri territori devono essere fermate e quando, una volta che vengono prese, perché comunque abbiamo anche investigatori, abbiamo carabinieri, forze dell'ordine che riescono a fare in maniera efficace il loro lavoro, ma talvolta questo non è sufficiente e quindi dobbiamo far sì che il loro lavoro sia supportato da una legge chiara, da una legge forte che permetta a queste persone di non essere più in un limbo felice, ma capire che se vieni preso poi passi brutti tempi, brutti periodi.
Furti anche all'Iedolo di San Zenone degli Ezzelini, ancora Vanessa Banzato. Hanno agito in pochissimo tempo, andando a colpire una villetta singola. Siamo in via Colderosa, all'Iedolo di San Zenone degli Ezzelini, dove nel tardo pomeriggio di lunedì i malviventi si sono introdotti in un'abitazione dopo aver sfondato il vetro di una finestra al piano terra. Una volta dentro, il disastro, come ci racconta ancora molto turbata la proprietaria, che ci ha chiesto di mantenere l'anonimato proprio perché è sconvolta. Sono arrivata a casa e alle 6:35 era. Una mia amica aveva suonato il campanello, li ha visti uscire, poi li aveva visti scappare e io sono entrata da sotto dal garage e ho visto un cassetto per terra, una finestra aperta e sono arrivata in camera, ho trovato il macello. Era un disastro proprio. Hanno tirato fuori tutto. Io non ho più niente in camera. Hanno tolto la federa dal letto e hanno messo tutto dentro nella federa e sono partiti. Hanno agito in poco tempo, secondo lei? Sì, per conto mio una mezz'oretta, perché la gente era fuori fino alle 6, su in giardino. C'era il vicino, c'era tutto, era controllato. Quindi tenevano sotto controllo la casa? Per conto mio sì. Dopo non lo so, perché io guardavo sempre in giro, sapendo che ci sono i ladri in giro, guardi, però non ho mai visto, non ho visto gente particolare. Nessuna auto sospetta, nessun personaggio equivoco notato nei paraggi, ci dice la vittima del furto, che ha immediatamente allertato i carabinieri che in serata hanno effettuato i rilievi. Ma il senso di impotenza è tanto e le lacrime vengono trattenute a stento. Hanno aspettato il buio e poi sono entrati. C'è tanta amarezza? Tantissima. Sono i ricordi di una vita. Sì, perché al di là del valore economico c'è proprio tutto, ogni cosa ha un suo ricordo. Purtroppo sì. Hanno portato via tutte le cose di mio marito, tutto. Cammineremo fino a che? Parlo più. E adesso andiamo alla notizia del giorno, è quella di un'operazione antiterrorismo che è partita da Milano, è arrivata anche in Veneto, dove è stato scoperto un quindicenne che fabbricava ordigni e armi nella sua abitazione. Andiamo subito in diretta da Daniela Sizia con l'operatore Tommaso Migotta. A te, Daniela. Direttore, buongiorno anche telespettatori. Una notizia che ha girata subito in tutta la Marca e a Treviso e che ha lasciato davvero sotto shock l'intera città, perché si parla dell'arresto di un quindicenne che aveva girato su un sito web addirittura messaggi con violenza e con terrorismo. Lui è accusato di istigazione a delinquere, apologia di reati di terrorismo, nonché di autoaddestramento e addestramento con finalità di terrorismo, reati aggravati appunto, come vi dicevo, dall'uso del mezzo telematico. Una rete che era davvero attiva, ci ha confermato anche la Digos di Milano. Nei giorni scorsi gli uomini della Digos di Milano insieme ai colleghi di Treviso hanno fatto irruzione nella casa, hanno sequestrato, trovato del materiale, non solo dei disegni fatti proprio dal quindicenne per assemblare delle armi, in questo caso anche un fucile, l'abbiamo visto anche in un video che ci hanno inviato. E istigava all'apologia, istigava alla violenza, messaggi davvero terrificanti. Per questo la Procura ha chiesto l'arresto di questo quindicenne residente nella provincia di Treviso e indagini che sono tutt'altro che concluse, che continuano. Ovviamente ci dicevano gli uomini della Digos, stiamo cercando di capire chi seguisse questo sito e soprattutto a chi erano rivolti direttamente questi messaggi. Noi siamo in compagnia del sociologo Vittorio Filippi. Professore, noi parliamo sempre di delinquenza minorile, parliamo di reati anche gravi, ma questo è davvero un reato che è non solo preoccupante ma è inquietante, perché è una violenza che è urlata da un ragazzino di 15 anni. Sì, io aggiungerei un altro aggettivo, è una notizia molto triste alla fin fine, è triste per chi fa il genitore, è triste per chi fa l'educatore, è triste per chi fa l'insegnante, perché si segnala una
situazione di non tenuta educativa di cui ormai abbiamo visto diversi segni. Questo è l'ultimo, è un tassello anche più grave, come se ci fosse un'escalation, però ecco, è un segnale di segnali che ormai ci portiamo avanti da tempo, che anche a Treviso ormai conosciamo, che non era arrivato mai a questo punto, però è una tendenza che ormai continua da tempo e ripeto, che dovrebbe renderci tristi come adulti, perché l'adulto per definizione è anche educatore, anche se non fosse genitore in sé, e che significa che sia rotta questa trasmissione, come dire, educativa perlomeno. Messaggi antisemiti, messaggi xenofobi, cioè davvero non so neanche più che aggettivo per parlare di questo ragazzino, e soprattutto a chi erano diretti poi questi messaggi, o se lui avesse anche in mente qualche progetto, qualche iniziativa violenta. Ma al di là di questo, il minimo comune denominatore di questo fatto e dei precedenti, anche delle cosiddette baby gang, che al confronto sembrano quasi oggi innocue o un po' vivaci, è la violenza. Cioè abbiamo una situazione giovanile ormai avvelenata da questa microviolenza che noi avevamo conosciuto già negli anni 70, perché se lo ricorda, e oggi viene declinata in modo completamente diverso. Ed è un paradosso per questa società, perché noi avevamo negli anni 70 molti più giovani per effetto delle baby boom, oggi ne abbiamo molti meno, ma costituiscono un allarme sociale che non si era mai visto finora. Ecco, direttore, diventa davvero assurdo pensare di poter parlare di baby gang come un reato a questo punto quasi minore di fronte a reati gravissimi come quelli di cui si è macchiato questo quindicenne. Ricordiamo residente a Treviso, gli uomini della Digos fra l'altro ci hanno detto che ci saranno ulteriori risvolti, che le indagini sono tutt'altro che concluse, quindi che continueranno, e probabilmente già in serata avremo delle notizie in più. Lui ovviamente è stato portato in un carcere minorile, una richiesta fatta dalla Procura dei minori del Tribunale di Venezia. E un'ultima domanda le faccio: cosa si può fare a questo punto? Perché soprattutto nella Marca parliamo di baby gang, parliamo di risse, parliamo anche di omicidi ed ora di terrorismo. Sì, quello che direi è questo, dato che siamo davanti, penso lo vedano, siamo davanti alla sede della questura, ecco, a me piacerebbe come sociologo, anche come educatore, non avere alle spalle la questura, che per carità è importante, ma avere alle spalle le famiglie, conoscere quali sono le famiglie, se ci sono le famiglie, quali famiglie sono, perché è da lì che vengono. Quindi sociologicamente non è più di tanto interessanti i giovani, ma chi c'è alle loro spalle, perché sicuramente c'è qualcuno alle loro spalle, ma basta che non siano solo delle spalle così formali, mancano le spalle robuste, spalle educative. Noi abbiamo anche sentito questa mattina il presidente di ANCI Veneto Mario Conte, sentite che cosa ci ha detto rispetto a questo fatto, a questo arresto che ha davvero scosso tutta la Marca. La notizia è agghiacciante e preoccupante, innanzitutto per il protagonista, che è un ragazzo di 15 anni del nostro territorio che stava quantomeno progettando e meditando qualcosa certamente di non bello. Siamo tra l'altro reduci da immagini che arrivano dall'Australia, altre situazioni che arrivano dagli Stati Uniti che lasciano sempre lo sgomento, e pensare che qui nel nostro territorio uno dei nostri ragazzi possa solo pensare di cominciare a progettare qualche gesto estremo costruendosi una pistola, credo francamente sia preoccupante. Quindi dobbiamo tutti richiamare un po' allo spirito di comunità, alla responsabilità e soprattutto abbassare i toni. Forse anche il dibattito politico non aiuta a raffreddare certi spiriti, e quindi è un appello alla responsabilità da parte di tutti, perché poi questi ragazzi si ispirano a qualcosa che vedono e che sentono nelle televisioni, in internet, nei social network, e quindi deve essere un richiamo e un campanello d'allarme che non deve essere sottovalutato, e anche un appello di guardarsi attorno, guardarsi in casa per capire se magari possono esserci delle psicologie un po' delicate che rischiano di scivolare in comportamenti che possono assumere poi delle caratteristiche davvero devastanti. Direttore, ecco, lui verrà sentito ancora nuovamente nelle prossime ore, così come ovviamente verrà sentita anche la famiglia per capire da dove è nata tutta questa violenza e questi messaggi davvero che fanno preoccupare non poco, anche perché appunto, come ci diceva la polizia, è era una rete assolutamente molto attiva.
Direttore, qua da Treviso della Questura è tutto, ti restituisco la linea. Grazie molto a Daniele Sizzia e Tommaso Migotta, anche il professor Filippi, il sociologo che abbiamo sentito durante questo collegamento. Adesso andiamo a Padova perché c'è stata un'altra operazione, questa volta contro lo sfruttamento della prostituzione. All'esterno un normale centro benessere, all'interno in realtà una vera e propria casa di prostituzione. Quanto scoperto, quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza di Padova. Questa struttura situata nel territorio padovano è stata scoperta appunto dalle Fiamme Gialle. Qui con me il capitano Daniele Leonetti, comandante del gruppo di Padova. Capitano, buongiorno innanzitutto e grazie per essere qui con noi. Ci può ricostruire un attimo cosa avete scoperto di questo fantomatico centro benessere? All'interno del centro benessere si svolgeva una fiorente attività di prostituzione da parte di 3 donne straniere, 2 delle quali erano assoggettate alla responsabile che di fatto tratteneva una percentuale sui prezzi pagati dai clienti per le prestazioni sessuali. E per questo motivo abbiamo chiesto e ottenuto l'autorizzazione dalla Procura della Repubblica di Padova, che ha coordinato le indagini, a eseguire intercettazioni ambientali, audio e video all'interno di questo centro benessere. E qui questi strumenti investigativi sono stati fondamentali nel intanto confermare che all'interno avveniva esclusivamente attività di prostituzione. In secondo luogo hanno consentito di stabilire le gerarchie interne tra le 3 donne. Quindi abbiamo stabilito che venivano pubblicati degli annunci pubblicitari in cui venivano offerti in modo esplicito i servizi del centro benessere. Abbiamo accertato che la clientela veniva ricevuta dalla responsabile del centro, quest'ultima poi indirizzava i clienti alle altre 2 donne, ma partecipava anch'ella alle prestazioni richieste dai clienti con tanto di tariffario. Capitano, è stato fondamentale per queste indagini anche le segnalazioni dei cittadini, quindi anche magari un invito alla cittadinanza, chi notasse movimenti strani, a segnalarlo subito alle forze dell'ordine. Esattamente, l'indagine parte da denunce di cittadini, quindi è fondamentale segnalare alle forze dell'ordine, alla Guardia di Finanza, atipici movimenti di persone nei pressi di apparenti centri benessere, centri massaggi. Il numero di pubblica utilità 117 è contattabile tutti i giorni della settimana, tutti i giorni dell'anno, H24, ed è disponibile a ricevere segnalazioni di questo tipo. Grazie a Marta Zatta e alle Fiamme Gialle, Marta Zatta della nostra redazione di Padova. Vediamo la prima pagina del giornale di Vicenza. La badante killer va in assise e rischia l'ergastolo. A processo per 2 omicidi, Paola Pettinà è in carcere da 1 anno, 4 famiglie si sono costituite parti civili per chiederle i danni. E purtroppo sono tantissimi i danni per gli infortuni sul lavoro e anche le morti sul lavoro. I numeri forniti dall'INAIL sono a dir poco allarmanti. Andiamo in diretta da Ilaria Marchiori. A te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Come vedete anche alle nostre spalle qui siamo nella sede dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Venezia, perché è stato presentata un'indagine effettuata sugli infortuni sul lavoro. A Venezia calano i casi mortali nel 2024, ma in realtà c'è un dato che va affrontato, ovvero quello delle fasce d'età. I giovani under 24 e gli ultra 65 anni sono quelli maggiormente a rischio. Perché? Ce lo dice la consigliera dell'ordine Ottavia Amiza. Grazie, perché è stata lei a condurre l'indagine.
Buongiorno, sì, l'indagine che è stata effettuata dal Consiglio dei Consulenti del Lavoro di Venezia insieme all'INAIL sui dati che ci ha fornito ha rilevato appunto che i giovanissimi, quindi e gli over 65, due fasce estreme come classi di età, sono interessate ad un aumento dell'indice infortunistico. Ecco che questo ci serve a comprendere come effettuare una migliore attività di prevenzione anche legata a quelle che sono le misure concrete che partono dalla formazione all'applicazione di checklist per i senior riguardanti l'evoluzione tecnologica negli ambienti di lavoro e per i giovanissimi riguardanti a una formazione fattiva all'interno delle scuole, proprio perché parliamo di infortuni che avvengono anche all'interno di laboratori, palestre, e quindi questo nuovo numero di campioni di infortunati rientra da poco in quelli che sono i numeri totali relativi all'incidenza degli infortuni. Ecco, infatti è importante specificare, ne stavamo parlando proprio poco fa, che i giovanissimi, proprio per il fatto della questione alternanza scuola-lavoro e quindi c'è poca praticità, mentre gli ultra 65 anni perché sono insomma prossimi alla pensione oppure convinti giustamente di sapere già tutto quello che bisogna fare nell'ambito della sicurezza, e invece è proprio quello il danno maggiore che si può venire a creare. Fondamentale, si diceva poco fa, è dunque la formazione che va fatta bene a 360 gradi in maniera approfondita e seria. Certo, assolutamente, quindi noi come consulenti del lavoro che riusciamo ad avere un contatto diretto anche dei fattori causali di quelli che sono gli infortuni, conoscendo le aziende da vicino, possiamo intervenire cercando di incentivare, anche sensibilizzare i nostri clienti affinché vi sia poi una formazione effettiva con misure di prevenzione concrete. Ecco che gli over 65 dovrebbero essere avvicinati anche all'uso, ad esempio, di dispositivi di protezione individuali, piuttosto che ad una propensione maggiore al rispetto di quello che viene insegnato non solamente al momento della formazione, ma anche poi applicato concretamente on the job. Grazie a Ottavia Mizza, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte, grazie Ilaria Marchiori alla sua ospite, grazie anche a Simone Merlo per la parte tecnica. Adesso spostiamoci a Vicenza perché il quartiere 7K, al quartiere 7K sarà spostata l'antenna telefonica che doveva sorgere in strada Paradiso a qualche metro dalle case. Dopo mesi di lotta, una vittoria del Comitato Cittadino che aveva bloccato il cantiere. Sul posto per noi ci sono Daniele Garbin e Simone Squarcina. A te Daniele. Strada del Paradiso al quartiere 7K. In questo punto proprio doveva sorgere un'antenna alta 30 metri, proprio a 5 metri dalla prima casa di fronte a noi, e per questo si erano mobilitati i cittadini che hanno chiesto una mediazione dopo aver bloccato i lavori e aver discusso con il comune e non solo. Ecco, come era andata? Eravate preoccupati che sorgesse, che cosa doveva sorgere? Sì, doveva sorgere un'antenna di telefonia mobile, ma proprio davanti a casa. Eravamo preoccupati, sì, perché aprendo le finestre proprio di casa ci trovavamo questo colosso davanti. Comunque è andata bene tramite i nostri comitato, tutti gli abitanti del quartiere e il comune, l'assessore Balbi che si è interessato. Diciamo che è andata non benissimo, potevano spostarla un po' più, però ci accontentiamo e va bene così. Ecco, allora, intanto grazie signora Raffaella. Infatti ricordiamo non si sarebbero opposti il Comitato Cittadini alla realizzazione dell'antenna, quantomeno lo spostamento più in là, perché sorgendo proprio di fronte alla strada avrebbe creato tutta una serie di problemi. È stato un incontro importante in comune, è vero? Ci è stato difficile, ma avete raggiunto un risultato. Di cosa si tratta? Sì, 2 o 3 volte siamo andati in comune, l'antenna appunto è stata spostata e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. E con la collaborazione del vicinato, di aree politiche diverse che si sono unite, e del sindaco e dell'assessore. È proprio una soddisfazione a questo punto aver ottenuto in parte quello che desiderate, perché è stata spostata ma proprio all'interno del campo. Ecco. Un vero e proprio regalo di Natale?
Sì, un regalo di Natale potrebbe essere anche un miracolo per noi, perché non ci credevamo fino all'ultimo e questo è successo, e appunto faccio un buon Natale a tutti e tantissimi auguri di buone feste. E vigileranno sul Natale le forze dell'ordine, ma anche ovviamente la protezione civile, i vigili del fuoco, e i vigili del fuoco hanno tracciato un bilancio dell'attività nel 2025 con 46.260 interventi. Soprattutto si tratta di salvataggi in acqua, è un po' un paradosso, vigili del fuoco impegnati a salvare le persone che sono in acqua. Vediamo. L'elicottero ha atterrato, ha sbarcato il personale e ha liberato la cabina per imbarcare nel più breve tempo possibile queste 7 persone, quindi in 2 o 3 tratte in pochissimi minuti sono stati salvati dalla piana del fiume. Il salvataggio di 7 persone bloccate su un isolotto nel Piave, accerchiati dall'acqua del fiume che sale. Le immagini dello scorso 7 luglio nel Trevigiano mostrano il lavoro del reparto volo dei vigili del fuoco impegnati in uno degli interventi più delicati del 2025. In questo ultimo anno sono stati 46.260 gli interventi del vigili del fuoco del Veneto. I soccorsi e i salvataggi in acqua e in montagna rappresentano la fetta più consistente delle operazioni, il 40% del lavoro. Il 20% degli interventi invece riguardano fughe di gas e incendi. Nel corso del 2025 i vigili del fuoco sono intervenuti in 5.000 incidenti stradali. Questo è il bilancio fatto dalla direttrice interregionale dei vigili del fuoco Cristina D'Angelo, che ha ricordato anche il grande impegno nelle operazioni di ricerca e soccorso del piccolo Carlo, il bimbo di 6 anni inghiottito dal mare a Jesolo lo scorso 12 agosto. Noi siamo arrivati insieme con appunto i nostri sommozzatori, perché richiesti, insieme al nostro nucleo elicotteri, per appunto essere coordinati dalla Capitaneria e cercare di trarre in salvo il bambino, che purtroppo in questo caso poi non ha portato un lieto fine, come invece fortunatamente in altri casi accade. Un anno impegnativo il 2025, anche emotivamente, come il 14 ottobre scorso, quando il nucleo USAR di ricerca di persona è stato impegnato a Casteldazzano nel recupero dei carabinieri e dei poliziotti travolti dalle macerie del casolare fatto esplodere dagli inquilini durante uno sgombero. Nella tragedia morirono 3 carabinieri. In questa ultima fase dell'anno la sfida che vedrà impegnati i vigili del fuoco del Veneto riguarda le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, posizionate nuove apparecchiature per migliorare le comunicazioni tra le valli. In Veneto la carenza di organico si aggira intorno al 20% ed è previsto nelle giornate cruciali delle Olimpiadi che arriveranno vigili del fuoco da fuori regione per dei rinforzi. Stiamo pianificando in stretto contatto anche con la nostra direzione centrale per l'emergenza, che ha sede a Roma al Viminale, su quelle che devono essere appunto tutte le attività che devono essere realizzate, e di conseguenza una valutazione del personale necessario che sicuramente sarà del Veneto, ma all'occorrenza potrà venire anche da altre regioni. Dice Valentina Visentini, a proposito di incendi, sono finiti agli arresti domiciliari padre e figlio che sono stati accusati di aver incendiato un locale a Bibbione. Sono stati arrestati, è stato applicato ad entrambi il braccialetto elettronico, hanno rispettivamente 87 e 57 anni e sono residenti alla Tisana. È l'epilogo di un'indagine nata da un incendio divampato a dicembre del 24 all'interno di un ristorante di Bibbione, risultato doloso dopo aver accertato la presenza nel locale di liquido infiammabile. Alcuni giorni dopo i militari, grazie alle testimonianze di alcune persone, hanno identificato il presunto esecutore materiale dell'incendio, questo 58enne italiano denunciato a piede libero. È emerso che la parte offesa nel 2007 aveva acquistato la proprietà del locale a seguito del fallimento di padre e figlio, i quali sin da subito avevano intimorito la vittima con minacce, danneggiamenti e aggressioni, in particolare nel 24, al fine di costringerla a chiudere l'attività con l'obiettivo di rientrarne in possesso. Padre e figlio sono stati condotti presso l'abitazione di residenza in regime di arresti domiciliari con, dicevamo, braccialetto elettronico. E adesso una vicenda che ha dell'incredibile, ne abbiamo parlato anche ieri, perché si è scoperto che a uccidere Fatos Cenai a Fontaniva era stato un vicino
di casa che si era travestito e lo aveva travestito per non essere riconosciuto e lo aveva avvicinato in bicicletta sparandogli a bruciapelo. In silenzio davanti al giudice delle indagini preliminari Domenica Gambardella, il presunto assassino di Fatos Cenai, Moreno Violetto, il vicino di casa della ex guardia carceraria albanese. Poco più di un quarto d'ora, tanto è durata l'udienza, durante la quale il 45enne, assistito dall'avvocato Simone Guglielmin, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Da sabato l'uomo è in carcere a Padova, accusato di omicidio pluriaggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Sarebbe stato lui, secondo le indagini condotte dai carabinieri del reparto operativo di Padova della compagnia di Cittadella, con l'ausilio dei riscontri tecnici dei Risti Parma, a sparare il colpo che ha raggiunto la testa il 58enne mentre stava andando in un maneggio dove lavorava all'alba di domenica 8 giugno a Fontaniva. L'uomo era stato trovato agonizzante ed era morto dopo 3 giorni in ospedale. A insospettire i carabinieri, che avevano subito avviato le indagini, le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza che ritraevano un uomo con la maschera antigas sul volto e dei tatuaggi al braccio, che in realtà erano dei manicotti, tutto acquistato online, come hanno scoperto i carabinieri, che hanno anche tracciato l'acquisto di polvere da sparo e dell'occorrente per fabbricare un'arma in modo artigianale. Le indagini hanno stabilito che la polvere da sparo ritrovata sulla bici dell'uomo e su Fatos Cenai è compatibile e il cerchio così si è chiuso, anche se ancora non è stata trovata l'arma con cui il presunto assassino avrebbe sparato. Un lavoro solo all'inizio per la difesa, con l'avvocato che ha già incontrato sussistito in carcere prima dell'udienza di convalida. Un assassinio nato per futili motivi, liti per le fioriere e per l'abbaiare dei cani, secondo gli inquirenti che hanno lavorato in questi mesi per dare un volto alla persona che ha tolto la vita a un 58enne arrivato in Italia per stare accanto alla sua famiglia. Servizio di Chiara Gaiani della nostra redazione di Padova e torniamo nel Vicentino a Torri di Quartesolo, dove prosegue l'inchiesta per assicurare alla giustizia il killer di Diana Canevarolo. È un'indagine che in una fase sembra decisiva. La polizia continua a interrogare familiari e testimoni. L'inchiesta sulla morte di Diana Canevarolo a Torre di Quartesolo resta aperta, ma gli investigatori attendono una svolta. In queste ore la polizia sta ascoltando numerose persone per ricostruire le ultime ore della 49enne, assassinata quasi 2 settimane fa. L'altro pomeriggio è stato risentito anche il marito, Vincenzo Arena, come testimone. La famiglia Arena è tutelata dagli avvocati Cesare Dalmaso e Riccardo Todesco. Gli inquirenti gli hanno chiesto chiarimenti sulle dichiarazioni del fratello della vittima, che ha parlato di un clima familiare molto pesante. La coppia era separata di fatto. Diana viveva nella taverna del condominio di Via Zara, un ambiente distinto dall'abitazione. La sera della morte, dopo cena, la donna era uscita di casa. Quella notte non ha mai dormito. Le ultime tracce conducono al cortile del condominio, vicino a una panchina bianca. È lì che, secondo gli investigatori, è avvenuto il delitto. Sul corpo di Diana un colpo alla testa, nella parte sinistra una ferita al collo. Elementi che rafforzano l'ipotesi che la vittima conosceva il killer. Domani sera a Vo' Euganeo Diana sarà ricordata con una fiaccolata per chiedere verità e giustizia. Servizio di Vano Tolettini e adesso la rapina fuori da un bar con un'aggressione e il furto di un cellulare. È stato identificato e denunciato dai carabinieri responsabile grazie alle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza. Si erano dati appuntamento alla stazione delle Corriere di Arzignano per poi andare in un bar quando all'uscita la situazione è degenerata in aggressione fisica da parte di uno dei due, straniero, che con strattoni e spintoni sarebbe poi riuscito a sottrarre alla vittima il cellulare per motivi al vaglio degli investigatori. È stato grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza e degli ulteriori indizi raccolti che i militari della stazione di Arzignano hanno potuto ricostruire l'accaduto, rintracciare e denunciare in stato di libertà il presunto autore della rapina. Si tratta di un pregiudicato originario della Costa d'Avorio, già noto ai carabinieri per pregressi reati contro il patrimonio e la persona. Servizio di Luisa Bertini e i carabinieri hanno fermato un 24enne di nazionalità straniera durante un controllo a Chirignago ed era in possesso dell'apparecchiatura per clonare le carte di credito e quindi bisogna fare attenzione soprattutto adesso durante gli acquisti di Natale perché questi girano con delle macchinette che
possono fare questo e altro. Vediamo. Una pattuglia ha notato, appunto in orario serale, nei pressi di un distributore di carburante un soggetto straniero che, sottoposto a controllo, è risultato non avere nessun motivo per soggiornare appunto in questa località, in quanto proveniente da fuori. A quel punto i carabinieri del nucleo investigativo, impegnati in un servizio ad hoc nel contrasto ai reati contro il patrimonio, hanno proceduto alla perquisizione, trovando poi nell'appartamento apparecchiature per la clonazione di carte di pagamento, i cosiddetti skimmer, che ha portato poi alla denuncia per il presunto reato di detenzione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici nei confronti di un 24enne straniero. Ovviamente il comando provinciale proseguirà questi servizi soprattutto nelle fasce pomeridiane e serali, proprio perché ci avviciniamo alle festività natalizie e al Natale. I consigli che riteniamo più importanti da dare appunto alle persone sono quelli di osservarsi sempre intorno quando si va ad effettuare un prelievo o comunque un rifornimento. Se magari notano delle persone appostate, notano delle persone che osservano, la prima cosa da fare è sicuramente chiamare il 112. Inoltre, nel momento appunto del prelievo o del rifornimento, cercare di prestare attenzione appunto alle colonnine o comunque ai dispositivi bancomat e verificare se si riescono a notare appunto degli elementi esterni che possono essere appunto proprio queste microcamere oppure questi dispositivi di clonazione utili ai malfattori appunto per carpire i PIN e clonare appunto le carte di credito e le carte carburante. Allora, passiamo poi a un 58enne trevigiano che è stato autore di numerosi vandalismi Novax, che è stato denunciato dall'amministrazione cittadina, cioè dal comune di Treviso, e dovrà risarcire 11.000 euro. Quando danneggi, imbratti il bene comune è giusto che tu paghi. Ci abbiamo messo un po' perché abbiamo fatto davvero dei lavori di indagine importanti, siamo risaliti al responsabile che adesso gli arriverà il conto da pagare e devo dire che francamente sono anche soddisfatto del lavoro svolto dalla polizia locale. Tempi duri per l'imbrattatore Novax, a cui l'amministrazione è risalita attraverso una lunga indagine insieme alla polizia locale e che adesso si troverà un bel conto sul groppone. Si tratta di un 58enne trevigiano già destinatario di un decreto penale di condanna per danneggiamenti nello scorso maggio. L'uomo è considerato responsabile delle scritte al sottopasso di via Paludetti, sul muro di recinzione tra via Alzaia e via dei Roveri, sul perimetro dello stadio da rugby e altre superfici successivamente ripulite dall'amministrazione. Videosorveglianza e fototrappole hanno incastrato l'uomo, che dovrà risarcire 11.171 euro che il settore lavori pubblici ha anticipato nel frattempo, ma l'amministrazione ha avviato la causa risarcitoria tramite l'avvocatura civica. Servizio di Elena Dal Forno. Adesso vediamo le valanghe di insulti via social a Don Andrea Forest, parroco della Caritas di Vittorio Veneto, dopo alcuni commenti al post di Giada Smania, la influencer che aveva aperto una raccolta fondi per la sua cagnolina Pip gravemente malata. Stronzo, vergognati prete inutile, mi fai schifo, che prete del cavolo che sei. E poi bestemmie ed altre offese innominabili. Sono solo alcune delle offese ricevute da Don Andrea Forest, direttore della Caritas di Vittorio Veneto, dopo i suoi commenti al post di Giada Smania, influencer trevigiana nota come Vacca Power, che qualche giorno fa ha lanciato una campagna sui social tramite GoFundMe per raccogliere fondi per la sua cagnolina Pep, malata di leucemia mieloide, il cui trattamento richiedeva cure molto dispendiose e poi deceduta. Giada in meno di una settimana aveva raccolto circa 15.000 euro, una somma che Don Andrea commentava scrivendo sempre sui social: mi chiedo quante persone avrebbero potuto essere aiutate con 15.000 euro, soprattutto ora che l'emergenza freddo si fa sentire e il bisogno di casa è drammatico, e mi domando se la vita di un cane o il prolungamento di qualche mese della sua vita possa essere sullo stesso piano di questo bisogno umanitario. Non voglio giudicare, perché ognuno vede le situazioni a modo suo, ma con uno sguardo razionale che tenga al centro il valore delle persone, una certa perplessità la posso esprimere. A questa affermazione, sempre sui social, sono arrivate al Don, sia per messaggio privato che pubblicamente, valanghe di insulti. Il Don poi si dice preoccupato per il senso di inciviltà che tali frasi rivelano e poi infierisce dicendo che la cattiveria di certe persone che si proclamano amanti degli animali abbruttisce la loro umanità e che in questo caso sì, gli animali sono meglio delle persone. Ma naturalmente anche questo commento si è attirato una valanga di altre risposte
risposte, come quella tra le tante di Jacopo Melio, noto scrittore, giornalista e attivista, che chiede al Don quanti poveri si potrebbero aiutare se il Vaticano pagasse le tasse o vendesse i suoi immobili o qualche altro prezioso. Una domanda legittima all'interno di una diatriba che Don Andrea sottolinea dovrebbe rispettare la libertà di parola, anche quella di dissentire dalle opinioni altrui, ma con rispetto, per non abbruttire appunto la propria umanità. La politica europea in questo caso, l'Aula del Parlamento in seduta plenaria ha revocato l'immunità alla rappresentante vicentina del Partito Democratico Alessandra Moretti nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate. Sentiamo. L'Aula del Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità da Alessandra Moretti. La decisione nell'inchiesta sul Qatargate segue il parere favorevole della Commissione Giurì. I numeri sono netti: 497 voti favorevoli, 139 contrari e 15 astenuti. Tra i sì anche quelli del Movimento 5 Stelle. Diversa invece la decisione per l'altra europarlamentare del PD coinvolta. L'Aula ha confermato l'immunità di Elisabetta Gualmini. Nelle carte dell'inchiesta emergono presunti contatti tra Moretti e l'ambiente di Antonio Panzieri, ritenuta dalla polizia belga la mente del sistema corruttivo. L'ipotesi contestata a Moretti è quella di associazione criminale finalizzata alla corruzione, accuse che l'europarlamentare vicentina respinge con fermezza. Moretti si dice amareggiata per come sono andate le cose, ma serena perché so di non aver fatto nulla di male. Ho sempre agito in piena trasparenza, spiega, svolgendo il mio lavoro con correttezza, determinazione e passione. Non ho mai ricevuto denaro, regali o benefici da nessuno, né dal Qatar né dal Marocco. Moretti aveva definito quello della Commissione Giurì un voto politico, parlando apertamente di una resa dei conti tra gruppi parlamentari. Mi sono sempre occupata di diritti umani e civili, aggiunge. In quel periodo era impegnata in molte iniziative per salvare donne afghane. Tra le contestazioni che l'eurodeputata definisce smaccatamente false ci sono viaggi in Marocco dove non ho mai messo piede, la presenza ai mondiali in Qatar e dichiarazioni a favore del paese del Golfo che Moretti dice di avere smentite o documenti alla mano. Ora, con la revoca dell'immunità, l'europarlamentare potrà essere sentita dagli inquirenti belgi. Dimostrerò la mia totale estraneità, conclude Moretti. Ieri sera a Focus abbiamo parlato della tregua di Natale proposta da Donald Trump, che è saltata perché sono ancora troppo distanti le posizioni di Mosca e di Kiev, che con Zelensky che non ne vuole sapere di retrocedere di 1 millimetro nel Donbass. C'è stato uno scontro davvero molto forte tra Mario Fabris e Alberto Gottardo. Ne sentiamo una parte con tanto di improperi e di invettive che nei talk dobbiamo sempre cercare di evitare. Allora, i 200 miliardi di asset russi sono delle riparazioni giustificate dal fatto che a muovere la guerra, mi risulta, sia stata la Russia con questa che viene chiamata l'operazione speciale. Dopo, a me dispiace sentire sempre un cumulo di puttanate in questo studio quando parlano persone che non sanno neanche fare la O sul bicchiere, che dicono dovrebbero essere sottoposti a referendum. Ci sono due cose che la Costituzione in maniera molto saggia non rende referendabili: le leggi di bilancio e i trattati internazionali. Quindi toglietevelo dalla testa. Noi facciamo parte dell'Unione Europea e facciamo parte della NATO, e quelli sono cose su cui per fortuna il popolo non si esprime, perché il primo referendum della storia è stato quello tra Barabba e Gesù ed è andato malissimo. Quindi io a gente che non sa neanche di cosa sta parlando non faccio prendere decisioni per il bene della gente. Referendum dice che vorrebbe Zelensky in Ucraina. No, il referendum che vorrebbe Zelensky in Ucraina è chiaramente un artificio, nel senso che poi alla fine lui dice questa roba qua dicendo non sono io che non voglio la pace, ma è il mio popolo che vuole legittimamente continuare a combattere. Il vostro movimento, l'OVAT, si chiama resistere, e quella che c'è in Ucraina è la resistenza nei confronti di un dittatore sanguinario che è passato sopra ogni parvenza di democrazia che poteva esserci in Russia, facendo assassinare nostri colleghi baccialli come la Anna Politkovskaya, per esempio, e altri dissidenti che sono finiti in carcere. Se volete chiamare pace
calare le braghe di fronte a un figlio di puttana, dittatore sanguinario come Vladimir Putin, secondo cui persino Sant'Agostino invocherebbe il tirannicidio, non sarebbe neanche peccato mortale ucciderlo, va bene? Una narrazione che non sta in piedi. No, dal 2014 al 2022. Allora hanno ucciso 15.000 persone civili. Fabris, io siccome ho rispetto di me stesso, con lei non mi metto neanche a discutere, perché lei non sa esattamente un cazzo, lo ha dimostrato prima. Lei non sa neanche di cosa sta parlando, ha studiato, è laureato su Facebook, abbia pietà della mia residua pazienza. Niente di me, quindi perché lei sostiene che bisognerebbe fare un referendum, ma lei ha appena detto che l'Unione Europea ha portato povertà. Ma si vergogni, ma non sa neanche le condizioni economiche in cui era l'Italia. Lei o è stupido o è incoglionito, guardi, non sei un'alternativa. Lei è prevenuto. No, io sono prevenuto rispetto agli imbecilli. Lei sta dicendo delle cose da imbecille. No, lei è un imbecille. Prima di tutto nel momento in cui lei dice è anche un maleducato. Certamente, nei confronti degli stupidi io sono maleducato. Perché se lei dice che l'Unione Europea... Insomma, una brutta pagina ieri sera di Focus, perché noi dobbiamo evitare sempre di offendere le altre persone, di criticare altre opinioni, perché le opinioni sono tutte legittime, tutte hanno licenza, tutti gli ospiti, ma tutti hanno licenza di esprimersi liberamente senza essere offesi. Andiamo avanti con la politica, diventa un vero e proprio caso l'adesione di Sonia Brescaccina al gruppo misto, l'abbiamo avuta l'altra sera a Focus, ieri sera era su Ring con Ferdinando Avarino. La polemica è che, stando allo statuto, la politica trevigiana potrebbe essere espulsa dal partito. Sentiamo. La mia decisione è stata assolutamente di stupore, poi per il resto è ancora una situazione da comprendere bene in tutte le sue sfumature, per cui io non mi sento di esprimere al momento nessun commento. Non è un semplice no comment quello di Dimitri Coin, segretario provinciale della Lega, all'indomani della decisione di Sonia Brescaccin, la leghista trevigiana più votata dopo Zaia, di aderire al gruppo misto del Consiglio regionale e non al gruppo della Lega. Un colpo di scena che potrebbe avere delle conseguenze per la diretta interessata. Coin non si sbilancia, ma dice di chi sarebbe la competenza. Stiamo parlando comunque di un consigliere regionale, per cui io ritengo che sia la segreteria regionale che debba fare tutte le considerazioni del caso. Del resto lo statuto della Lega all'articolo 32 parla chiaro: l'adesione a gruppi diversi da quelli indicati da Lega per Salvini Premier da parte di soci eletti alla carica di parlamentare, europarlamentare, consigliere, presidente di provincia e sindaco determina la cancellazione d'ufficio del socio da tutti i libri sociali, a meno che non vi sia una preautorizzazione. Insomma, più che un'espulsione scatterebbe una scomunica late sentenze. A questo punto bisogna capire se Brescaccina abbia ricevuto nulla osta dai vertici del partito e quindi dallo stesso Stefani, oppure abbia agito in completa solitudine. Lei stessa, ospite a Focus, dice di voler rimanere in Lega, ma sembra non sciogliere la ragione profonda di quello che è comunque uno strappo. Conosco lo statuto, ho rispetto del mio partito e delle sue regole, e la mia posizione non è una posizione di comodo. Io comunque potevo sedere nei banchi del gruppo della Lega e stare tranquillamente nel gruppo della Lega, quindi lo faccio dal gruppo misto, potendo incidere ancora più maggiormente, insomma, a favore di quelli che sono gli obiettivi per i cittadini. Sonia Brescaccina diventa automaticamente capogruppo del gruppo misto, che al momento ha solo lei come componente, partita dei capigruppo che al Ferrofini si apre giovedì e che vede in pole position quasi tutti i trevigiani: Szumski per Resistere, Borgia per Fratelli d'Italia, Barbisana Lega, Partito Democratico, Giovanni Manildo e poi ancora Nicolò Rocco, Uniti per Manildo, e Rossella Cendron, Liste Civiche. Amplain trevigiano, dopo che la Giunta ha spostato l'asse della politica regionale lungo l'asse Padova-Verona.
Servizio di Cristian Arboit. Adesso andiamo in pubblicità, state con noi perché poi parleremo di un libro controcorrente, il titolo è Caccia agli uomini, l'autore è l'avvocato Giuseppe Marra. A tra poco. Di nuovo in diretta con Focus, vediamo a Belluno un doppio appuntamento con i racconti toccanti degli agenti di Polizia di Stato che hanno incontrato cittadinanza e studenti per parlare di prevenzione e incidenti sulle strade attraverso testimonianze ed esperienze vissute in prima persona. Vediamo. Storie di vita vissuta, esperienze segnanti e testimonianze in prima persona di come un solo attimo basti a sconvolgere irrimediabilmente una vita. Sotto lo sguardo attento e l'ascolto vigile del centinaio di studenti delle classi quarte dell'ITIS Segato riuniti a Belluno in Sala Bianchi, gli agenti della Polizia di Stato hanno raccontato le esperienze e i drammi vissuti sulla propria pelle in conseguenza di incidenti stradali. Un doppio appuntamento per i cittadini prima e per gli studenti poi, nell'ambito della campagna di sensibilizzazione Non è solo un filtro di Polizia Locale e Comune di Belluno per la prevenzione dei comportamenti scorretti alla guida. La prevenzione è la prima cosa. Io penso che siamo andati a segno sia ieri sera che oggi, perché sono delle giornate cariche di emozioni, ma soprattutto uno si porta a casa non solo un vissuto professionale ma anche un vissuto di vita. Il racconto del dolore della perdita di Giulia, la figlia quindicenne dell'allora agente della Polstrada Silvio Buttazzoni, investita sulle strisce pedonali a pochi passi da casa. Testimonianze che diventano cultura, drammi indelebili che mutano in fondamento di una nuova responsabilità da trasmettere alle nuove generazioni. Forse riuscire a trasmettere il dopo, quello che succede dopo un incidente, a chi rimane, a cosa puoi provare quando provochi un incidente, può servire, sicuramente serve a far capire a questi giovani che bisogna sempre pensare anche a cosa succede agli altri e non vivere semplicemente per se stessi. E poi l'importanza dell'utilizzo corretto delle dotazioni di sicurezza attraverso il racconto di Adele Gesso, dal 1996 costretta in sedia a rotelle in conseguenza a un incidente avvenuto in servizio durante il quale l'agente non indossava la cintura di sicurezza. Penso che portare una testimonianza diretta e quindi passare, come si può dire, attraverso le sensazioni, attraverso il cuore, serva a portare ad una consapevolezza maggiore, no? La consapevolezza comporta poi una responsabilità e poi veramente penso che se portare la mia testimonianza servisse anche solo a salvare uno di questi ragazzi, una persona, sarebbe veramente una posizione da podio. Ricordi vividi che palpitano nel cuore, negli sguardi degli agenti, attori nel ruolo di fondamentale importanza qual è quello della prevenzione, perché la coscienza sulle conseguenze dei nostri comportamenti possa evitare che drammi di questo tipo si ripresentino. Allora, parliamo di un libro controcorrente, il titolo è Caccia agli uomini e già si può così intuire di cosa si tratta. È uno spaccato, è un saggio dell'avvocato Giuseppe Marra che in qualche modo, ma anche in maniera anche molto aperta, difende gli uomini da quella che l'autore ritiene sia un po' una retorica femminista in difesa delle donne. Avvocato, intanto grazie, buongiorno per essere qui con noi. Grazie ancora per l'invito. Questa è la copertina, ti la facciamo vedere bene in quest'altra inquadratura, Caccia agli uomini, di Giuseppe Marra. Ecco, qui dicevo, avvocato, si tratta di un saggio che riguarda il rapporto spesso molto difficile tra uomini e donne e soprattutto quando questo rapporto sfocia in violenza, ma la violenza a volte, lei in questo libro tra l'altro sostiene, è preceduto da fatti, da questioni che non sempre sono
in qualche modo attribuibili a colpe degli uomini, no? Che si tratti di fidanzati, ed è ovviamente un argomento quindi molto scottante e anche rischioso per chi scrive. No, ma allora, come lei mi insegna, insomma, visto che in questa trasmissione c'è una libertà di poter esprimere, quindi ripeto, la ringrazio per avermi dato questa opportunità e di essersi anche, insomma, esposto, perché comunque il tema è particolare. Certo, le violenze di genere ormai ad oggi vengono semplicemente ricondotte a quelle che sono le violenze sulle donne. Io, per quanto riguarda come uomo di diritto e come persona, non sto a questo racconto, insomma. È vero, la maggior parte sono sulle donne, ma diciamo che fortunatamente ci sono anche dei dati che si possono un attimino riconvertire e rielaborare gli fatti. Non poco, una decina di giorni fa l'Istat, direttore, ha certificato che il 48% delle violenze che accadono all'interno della famiglia, okay, quindi partner, ex partner, insomma all'interno di quello che è l'ambito familiare, è dovuto a motivi futili. Non lo dice Giuseppe Marra, lo dice l'Istat, quindi non è un voler negare, perché quello che insomma il movimento sempre comunque a favore della violenza al femminile cerca di eccepirci, non è un voler rivisitare, nascondere o rielaborare la violenza sulle donne, ma è porre un punto fermo. La violenza esiste anche nei confronti degli uomini, e ora io ritengo, insomma, per quello che è il mio vissuto, per quello che ho potuto, insomma, nell'arco di circa un annetto, ma facendo anche uno scorso di quello che era la mia vita attraverso le persone che ho conosciuto, che si è giunto il momento anche un attimino di riporre e porre dei paletti. I pali sono quelli che comunque occorre riflettere su quello che è, a mio avviso, un rivolo che è diventato un torrente, che poi è diventato un mare interno, che poi è sfociato in un oceano talmente grande da dividere i due mondi, il mondo maschile dal mondo femminile, attraverso questo rivolo che io che ho definito integral femminismo, e che è la bandiera di queste integral femministe, le quali ritengono, insomma, di condannare sempre e comunque l'uomo. Ora si dirà, bene, l'avvocato Marra è un maschilista, è un misogino, è un uomo che comunque ritiene di dare la ragione agli uomini. Bene, io ritengo che oggi nel 2025, se ci sono dei soggetti che devono essere difesi, quelli sono gli uomini. Non si vuole in alcun modo condannare le donne, ma a mio avviso Caccia agli uomini è un saggio che voglia anche far sì che le donne siano chiamate tutte insieme a capire che l'eccesso, l'integralismo del pensiero, qualunque esso sia, debba essere condannato, anche se sgorga da una voce femminile. Ritengo che quindi le stesse donne che non si riconoscono in questo pensiero integralista debbano capire che è giunto il momento di difendere gli uomini, perché questi uomini ad oggi sono messi alla berlina e sono messi con le spalle al muro. E credo che, come ho scritto nella sinossi, che giungere a dover porre un tema come questo con una provocazione è proprio il significato che ormai non c'è più dialogo tra le parti. La condanna univoca di ogni cosa che l'uomo faccia, di qualsiasi cosa dica, per poi far sì che venga descritto come un mostro sempre e comunque, è quello che, insomma, è da combattere. Per chiudere, io ritengo anche di dover alzare il dito comunque verso una sorta di una certa stampa che decide di qualificare come mostro femminicida ogni uomo anche a pochi istanti da un delitto verso una donna. Vedo anche comunque c'è stato un cambiamento, come ultimamente nel caso di Torri di Quartesolo, insomma un comune vicino dove io vivo, dove si inizia ad essere un po' più cauti nel definire la violenza sulle donne oppure l'omicidio sulle donne come femminicidio. Oggi è il 17 di dicembre e da 13 ore e 13 minuti, come dice l'orologio qui a studio, è entrato in vigore il nuovo articolo 577 bis, il cosiddetto femminicidio. Bene. Il mio sprone è quello di, come sto facendo sui miei social, è quello di dire ok, sino a quando la Corte Costituzionale o una parte del Parlamento non si alzerà in piedi e dirà ok, cerchiamo di riequilibrare le cose, sino a quando non sarà posto in essere o entrare in vigore una specie di reato di maschicidio, a noi non resta che scrivere e cercare di dialogare sempre che ci sia concesso. Ecco, la critica più ricorrente in queste circostanze è ma lei difende a questo punto la violenza degli uomini sulle donne. Non difendo assolutamente no, io ho cercato semplicemente con un saggio di porre equilibrio e di cercare di capire fino in fondo da che cosa scaturiscono i fenomeni. Okay? Quindi se dire
occorre capire da dove si generano le cose, in un meccanismo di azione e reazione, e non lo dice l'avvocato Marra, lo dice la fisica, lo dice la sociologia, lo dice la filosofia. Occorre capire, accade un evento perché c'è un'azione e c'è una reazione. Se certo poi ogni qualvolta c'è una violenza su una donna, da condannare sempre e comunque, si corre nelle scuole ad intervistare ovviamente le dirigenti scolastiche, le insegnanti, le donne, le ragazzine, e il messaggio che passa è sempre solo quello: dobbiamo insegnare all'uomo, dobbiamo educare l'uomo, dobbiamo dire all'uomo cosa fare, senza mai porsi l'obiettivo, o meglio la domanda: ma le ragazze hanno una responsabilità? Esistono sempre solo limiti nei confronti degli uomini, o è giunta l'ora di dire basta? È giunta l'ora di dire basta ad un meccanismo che non vuole porre pesi e contrappesi all'interno delle violenze di genere. Perché, concludo, perché il 25 novembre non debba e non possa diventare poi l'8 marzo, una festa nella quale c'è chi si riconosce e c'è chi non si riconosce. Avvocato, facciamo un esempio pratico, cioè lei parla, nel libro ovviamente si fanno tanti casi e sappiamo quanti scontri in tribunale ci sono anche su coppie che si separano, si dividono, divorziano e dall'una e dall'altra parte si tenta di giustificare i motivi di situazioni che si sono ovviamente aggravate con il tempo e che possono portare anche alla violenza. Che tipo di comportamento può tenere una donna tale da, diciamo, provocare una reazione? È ammesso che possa avvenire, sicuramente avviene nei rapporti di coppia, questo può giustificare comunque una reazione violenta? No, allora, non più tardi di due giorni fa, proprio qui nella sua Treviso, insomma, è stata condannata ad un risarcimento e ad 1 anno e 8 mesi, mi pare, una donna, l'amante di un uomo che non accettava, insomma, la relazione che lui tornasse con la moglie, e quindi ha visto bene questa donna di poter danneggiare l'automobile, di poterlo sbeffeggiare, di fare in modo che comunque l'uomo vivesse nel terrore, perché come ho scritto nel libro, Caccia agli uomini è semplicemente il pennone di una dittatura delle ombre nella quale alcuni uomini devono vivere, e penso anche forse migliaia di uomini devono vivere, perché ci sono alcune donne che ritengono che l'uomo debba sempre comunque vivere nell'ombra di un integrale femminismo. Ora, nei tribunali, come lei mi diceva, cioè, iniziano ad esserci delle sentenze, fortunatamente, che non è che prendono le parti dell'uomo perché ora tocca all'uomo, ma perché si è capito che ci sono donne che ritengono di poter dire, fare e pensare qualsiasi cosa sempre solo per la loro posizione di donna in quanto tale. E allora, molti donne, tipo un collegio anche a Venezia di tutte donne, ha ritenuto alcune volte di far sì che comunque si andasse un attimino nell'introspezione e capire quale fosse il meccanismo. Il meccanismo era questo: io sono donna, io sono femmina e posso ottenere ciò che voglio. Sfortunatamente per queste donne che ritengono di non avere mezze misure e che i limiti non vi debbono essere, ok, le cose iniziano a cambiare. Quindi non è facile, ma sta iniziando comunque a muoversi un meccanismo nei social e nelle aule di tribunale che inizia non a condannare la donna in quanto tale, ma a condannare quei limiti che la donna o alcune donne hanno ritenuto di poter varcare sempre e comunque. Avvocato, grazie molte. Comunque è un libro che se ne pensi utile a un dibattito e soprattutto a dare voce all'una e all'altra parte. In genere la parte offesa è quella della donna, ma qui l'avvocato Marra spiega quali sono anche le dinamiche di rapporti che si può evitare di far degenerare. Grazie avvocato Marra. Lo trovate su Amazon, perché è pubblicato da Amazon, quindi se andate su Amazon anche potete trovarlo ed acquistarlo. Mi è stato impedito. Ecco, anche perché questo va detto anche che due case editrici si sono rifiutate di pubblicarlo, perché ovviamente è un argomento delicato, scottante, ma l'editoria deve essere pronta a pubblicare qualsiasi tesi che sia ovviamente
gente che rimanga nei binari della civiltà e del rispetto reciproco. Pubblicità, torniamo subito. Vicenza celebra le botteghe e le attività storiche, ecco i nuovi riconoscimenti ai titolari di 7 esercizi artigianali e commerciali selezionati per il 2025. Il ricordo più bello è stato quando è nato mio figlio, che dopo 10 giorni lo portavo in negozio e i clienti man mano che toccava a loro essere serviti, se il bambino era sveglio dicevano adesso tocca a me, lo voglio tenere io, e lui è cresciuto così. Ricordi di vita che diventano patrimonio di tutti. Da quasi 32 anni Bianca Venco e il marito gestiscono la frutta e la verdura di Contrà San Marco, negozio nato nel 1957, i cui spazi sono stati persino immortalati nel film Il commissario Pepe. Rientra tra le 5 attività storiche le 2 botteghe che oggi hanno ricevuto il riconoscimento dall'amministrazione, poiché tassello fondamentale dell'identità commerciale cittadina. Testimoni dei tempi che cambiano, rappresentano un presidio di tradizione e socialità. È stata testimone della guerra e dell'ultimo bombardamento di Vicenza, quando anche è stata danneggiata seriamente la Basilica Palladiana, che è stata poi non molti anni fa ricostruita nel tetto. In quell'occasione era stata bombardata anche la farmacia, che è stata poi immediatamente ricostruita, e dopo la sede è sempre rimasta in quella zona lì, ma ha subito alcuni cambiamenti necessari, ma anche intorno la città è decisamente cambiata molto. Riconoscimento che sottolinea anche la capacità di resistere nei tempi difficili in cui versa il commercio di vicinato e l'abilità di adeguarsi e rispondere alle esigenze del presente, come la Sartoria Girardi, nata come laboratorio di moda su misura, diventata punto di riferimento dell'eleganza tra sfilate e riconoscimenti all'estero, fino all'attenzione di Vogue nel 2012. Il ricordo che a me sta nel cuore è quando ho esposto i miei abiti a San Francisco, 2011. Ho fatto una grande esposizione e probabilmente, lo dichiaro, forse l'anno prossimo ci sarà qualche cosa anche a Vicenza. Ai 7 titolari è stata consegnata perciò una targa ricordo e un'insegna di riconoscimento da porre ai locali dell'attività. Con i nuovi conferimenti il patrimonio cittadino arriva a 44 botteghe storiche e 42 attività storiche. Servizio di Luisa Bertini, vediamo domenica 21 dicembre torna il Cantanatale per i bambini ricoverati in pediatria a Padova. Valentina Visentin. La musica è quella di un grande classico di Natale, All I Want for Christmas di Mariah Carey. Il testo però è rivisto e adattato all'occasione. Anche quest'anno a Padova, in vista delle festività, torna il Cantanatale, l'appuntamento che porta allegria e sorrisi ai bambini ricoverati in pediatria in questi giorni di festa. Domenica 21 dicembre alle 10 del mattino, tutti con il cappellino rosso in testa, si parte da Piazzetta Pedrocchi e si arriverà a piedi sotto le finestre della pediatria cantando Il mio Natale sei tu. Sempre vicino, non voglio di più, perché il mio regalo sei tu. Il video con le parole della canzone si trova sul sito del Cantanatale, così ci si può preparare in questi giorni per l'appuntamento di domenica. Si attendono migliaia di padovani, l'arrivo in pediatria verso le 12 per cantare in coro per i piccoli pazienti. Il servizio di Valentina Visentina. Restiamo a Padova perché ci sono eventi natalizi organizzati dall'amministrazione comunale. Il 19 dicembre in piazza Garibaldi lo spettacolo degli Eiffel 65. Da piazza centrale della città a pista da discoteca, piazza Garibaldi in centro a Padova torna ad ospitare un grande evento musicale.
dopo Bob Sinclair, Giorgio Moroder e il DJ Time, il 19 dicembre protagonisti saranno gli Eiffel 65, la band italiana che a cavallo tra gli anni 90 e i 2000 aveva conquistato le classifiche mondiali con hit della musica dance come la conosciutissima Blue. Noi quest'anno a Capodanno faremo un grande spettacolo di droni in Prato della Valle, una novità assoluta, ma volevamo che ci fosse anche un grande evento musicale per celebrare le festività natalizie e per questo torniamo in Piazza Garibaldi con un evento gratuito, quindi aperto a tutti, che ci farà rivivere le hit a cavallo tra gli anni 90 e gli anni 2000 degli F65. Insomma, ci sono tutte le condizioni per una bella serata di divertimento che permette anche a Padova di promuoversi sempre come città dinamica con una grande offerta di intrattenimento, grande offerta culturale nel panorama del nord-est. Piazza Garibaldi con questo evento vuole confermarsi un dance floor a cielo aperto per riunire migliaia di persone. L'evento sarà gratuito, apertura dei cancelli alle 20:30. Lo show degli Eiffel 65 inizierà alle 22:30. Misure di sicurezza confermate come per i grandi eventi con ordinanza che vieta l'ingresso di bottigliette e lattine. Evitare di entrare nell'area di pubblico spettacolo, cioè l'area della piazza, con oggetti contundenti, bottiglie di vetro e quant'altro. E poi ovviamente ci saranno alcune modifiche alla viabilità circoscritta a Piazza Garibaldi solo per il tempo necessario per l'allestimento del palco. È finita la baraonda elettorale per le regionali, andiamo verso le amministrative a Venezia, in altre città. Vediamo il titolo del Corriere del Veneto. Zaia in regione, apre la sfida per Venezia. Fratelli d'Italia lancia Venturini. Andrea Martella sarebbe il candidato per il Partito Democratico e poi rimane l'incognita Luca Zaia che potrebbe sempre candidarsi a sindaco per il dopo Brugnaro. Ne parleremo ovviamente anche stasera a Focus. Gli ospiti saranno Gianluca Colusso, Isabella Dotto, Nicola Falconi, Marzio Favero, Giuseppe Montuori, Alberto Ruggin, Cristian Zara e Marco Zecchinelli. È tutto, grazie molte al nostro regista Italo Morao, se riesco a concludere, al nostro regista Italo Morao e a Tony Paul che sono stati con noi e che hanno guidato, diciamo, dalla parte tecnica di questa puntata. Ci vediamo stasera alle 21:15, grazie, buona giornata, arrivederci.